streetnews.it, siamo qui all'evento La Liberazione dei Sogni con Amedeo Barbato. Allora Amedeo, abbiamo realizzato qualche sogno? A che punto siamo? Sì, è finita questa bellissima esperienza a Canale 5, a Uomini e Donne, e adesso mi sono ributtato nel mio lavoro, io sono un impiegato della mia agenzia di assicurazioni e niente, ho combinato parecchi casini in trasmissione come ben sapete, sì, e quindi adesso niente, mi sto spendendo comunque per queste iniziative rivolte al sociale, ai giovani, allo sport, alla musica. Sono sempre disponibile, addirittura il mio numero è su Facebook, sui miei social, perché questa cosa adesso infatti mi penalizza un po', infatti lo uso solo per WhatsApp, non solo per telefonare, sennò sarebbe un call center, quindi mi spendo per queste cose, mi fa piacere, lo faccio a titolo gratuito, non è che mi pagano, e anzi ho lanciato questa iniziativa per tutti i dronisti che devono donare appunto 100 euro per Telethon in questo caso, perché sono quasi un testimonial di Telethon e niente, mi piace fare queste cose, essere sempre attivo, e combino solo casini con le ragazze come tutti ben sanno. Senti Amedeo, allora ne hai ancora tanti di sogni da realizzare? Ci stiamo lavorando? Sì, ci stiamo lavorando, come ti dicevo sono ritornato al mio vecchio lavoro, che sono un impiegato di un'agenzia di assicurazioni, e spero di crescere comunque nella mia carriera lavorativa, ma comunque tengo sempre gli occhi aperti pure per magari per continuare un altro programma televisivo, ma non lo faccio lo faccio per tenermi impegnato, perché mi piace comunque creare situazioni, infatti per chi ha visto, sì, per distrarmi un po'. Allora Amedeo, ci sono tanti ragazzi che cercano di raggiungere i loro obiettivi, tante volte difficili da inseguire e da realizzare. Che cosa ti senti di dire a questi giovani come te? Niente, io mi sento di dire, comunque ho 28 anni, quindi sono un giovane, che niente, dico di non fermarsi davanti agli ostacoli, di inseguire sempre i propri sogni e di ostentare, perché io per esempio nel 2011, quando ho fatto il primo provino per Uomini e Donne, l'ho fatto così, per curiosità. Dopo diversi anni che comunque ho mantenuto i rapporti, perché poi mi piace mantenere sempre i rapporti in un certo modo, mi hanno richiamato e quindi da lì poi è iniziata questa avventura. Quindi dico ai ragazzi, soprattutto noi in questi territori, poi ancora di più, facciamoci avanti, proviamo, ostentiamo nelle cose, perché da giovani si può e si deve in questo caso. Allora facciamo un saluto a tutti i lettori di Street News. Certo, soprattutto alle donne che leggono Street News. Saluto tutti i teleascoltatori di Tele Street News e soprattutto le donne, visto che sono tornato single e quindi sono sul mercato, ragazze. Donne, fatevi avanti. Un saluto a tutti i lettori di Street News. Grazie. Ciao. Ciao.